Amici bellini, buongiorno, è successo, queste cose qui sono interessanti, ne dobbiamo parlare ed sono emozionato onestamente, assonnato sicuramente, ma anche emozionato. Cominciamo. Allora amici bellini, benvenuto Biagio D'Antonio. Se vi trovate a passare per questo canale iscrivetevi perché è gratis e perché ci divertiamo, lasciamo i like sono propedeutici per una stagione straordinaria e questo è straordinario perché si deve parlare del sorteggio della Champions League. Già parlarne è una grandissima cosa perché ricordiamo che il Napoli non era mai arrivato ai quarti e quindi adesso ci dobbiamo confrontare con le migliori in assoluto e con un ambrabam tattico andiamo a parlarne. Allora questo poi sarà l'aprile, ma dopo, poscia, perché ovviamente dobbiamo andare per ordine. Questo è Altani che riposta la foto di 433. 433 è uno di quei canali su Instagram, di quegli account, 60 milioni di followers, insomma è un'autorità, sono importantissimi. E postano queste bellissime foto degli scontri, no? E quindi abbiamo ovviamente Leao con Kvara e scrivono così, no? Quarti di finale, Milan contro Napoli, lasciate un cuoricino per il Milan, lasciate un cuoricino per il Napoli. In questo momento il Napoli a livello social, quando ho fatto lo screenshot, è in vantaggio e non parliamo solamente di tifosi del Napoli, può essere anche una serie di simpatizzanti che stanno vedendo il Napoli per la prima volta, quindi vedete il numero dei like e c'è anche il Napoli che mette un cuore azzurro e una bandiera italiana, benvenuti in Italia, ricordiamolo sempre, e la Serie A che scoppia la testa perché c'è questo derby. Ovviamente l'attesa era grande, mi fate sapere nei commenti perché io non ho potuto seguirla in diretta, mi sono svegliato a giochi già fatti con 1000 messaggi sul mio cellulare di chi ovviamente avrebbe voluto magari evitare l'italiana subito e chi invece adesso pensa che siamo addirittura abbiamo una chance per andare fino in fondo. Ne dobbiamo parlare con calma. Nei commenti sotto tutta la community si può sbizzarrire, ma già io mi ero anticipato ieri con un paio di sondaggi. Questo è quello con gli abbonati e gli abbonati chi becchiamo, non ho detto chi preferisci, chi becchiamo, e gli abbonati sentivano la paura del Bayern con il 33% e poi c'era un Chelsea, anche io, vedete la V vuol dire che io mi sentivo il Chelsea. Nessuno pensava all'Inter, nessuno proprio, e pochissimi hanno pensato al Milan come col City, poi qualcuno sperava il Benfica e il Real alla stessa percentuale. Lo stesso sondaggio l'ho fatto anche nel gruppo Telegram che tra l'altro trovate sotto in descrizione, ogni tanto lancio dei contenuti che non posso mettere su YouTube e qui il Chelsea aveva preso il sopravvento e il Milan era l'ultima squadra pensata da tutti quegli iscritti della community del Telegram. E invece è uscito proprio il Milan. Che bellezza. Che bellezza poter postare un bracket di questo livello e come vedete da una parte ci sono le vere favorite perché abbiamo Real Madrid, abbiamo Manchester City, abbiamo Bayern di Monaco, la sfida Manchester City-Bayern di Monaco con Guardiola che ritrova il suo Bayern con Holland, insomma è interessante e in questo caso si farà fuori una potenziale finalista come era successo con Real, con il Liverpool, come era successo con il PSG, con il Bayern e quindi da questo lato ovviamente il Real si candida seriamente per una semifinale perché rispetto al Chelsea, il Chelsea secondo me è comunque una squadra forte che non avremmo sottovalutato, però stanno avendo delle difficoltà in questa stagione evidenti, di squadra che ha speso moltissimo e che però deve ancora organizzarsi. Manchester City e Bayern di Monaco. Dall'altra parte c'è il primo derby italiano e quindi una delle due squadre, una squadra italiana andrà sicuramente in semifinale e poi l'Inter si esulta a Milano perché comunque si sono evitate Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern di Monaco e adesso bisogna affrontare il Napoli
e l'Inter deve però superare lo scoglio del Benfica, che non vorrei venisse sottovalutato troppo, perché il Benfica sta facendo una grandissima stagione anche nel suo campionato e sono temibili. Quindi siete convinti? Se siete emozionati come me, è tosta. E quindi andiamo a vedere, perché diventerà un aprile terribile con il Napoli che dovrà affrontare il Milan ben 3 volte nel giro di un mese, nel giro di meno di un mese, nel giro di 16 giorni praticamente, perché il 2 aprile c'è campionato. Noi ricordiamo che c'è sempre prima il Torino, ma adesso dobbiamo parlare della Champions. C'è il campionato con il Milan, poi c'è il campionato con il Lecce e dopo 3 giorni l'andata in casa del Milan. Dopo 4 giorni c'è il campionato con il Verona e poi c'è il ritorno con il Milan. Subito dopo, non inquadrato in questo screenshot, dopo Napoli-Milan di Champions League, che bello poterlo dire così, c'è la Juve, si va a Torino. E questo poi è un aprile particolare, perché abbiamo fatto tutti i nostri calcoli. Se il Napoli mantiene questo andamento e se la Serie A in generale mantiene questo andamento, in queste partite si potrebbe avvicinare anche la matematica. Però adesso vanno fatti un po' di discorsi. Non credo che Spalletti farà turnover, perché il turnover non esiste quest'anno, dobbiamo essere onesti, e credo che questo sorteggio non dovrebbe cambiare nulla nella mentalità di Spalletti e nel gruppo squadra. Però sai, ci ragioni un attimo e qua si può fare, perché se ti usciva il Bayern tu potevi pensare vabbè, andiamoci a fare la scampagnata, sono fortissimi. Qua c'è un altro ragionamento da fare ed è logico, perché mettiamo questa qua, vabbè. Il Milan noi l'abbiamo battuto all'andata, adesso incontreremo un Milan diverso, perché è un Milan che ha cambiato modulo. È un Milan che si sta ritrovando, però è un Milan che comunque inciampa, hanno perso delle certezze. E quindi un Milan con la difesa a 3. Cambieranno parecchie cose. Adesso Spalletti avrà sicuramente lo avrà già fatto, perché la stava preparando per il campionato. Sempre prima il Torino, importantissimo, perché poi ti aiuta a vincere ti aiuta a vincere, e mettere fieno in cascina e distanza in campionato ti serve, come vedi, per poi affrontare la Champions alla grande, divertirti. Le squadre italiane sono andate avanti in pompa magna, tranne Sarri. Sarà sicuramente un caso, però siamo alle solite, uscire dalla Coppa per poi concentrarsi in campionato. Insomma, è tutto molto emozionante. Io avrei preferito evitarle le italiane, più che per una questione di narrativa che poi potrà uscire. Gli dai una chance di redenzione, no? Quello che si è fatto in campionato ha messo una distanza tra il Napoli e le altre italiane importante, innegabile. Se dovessimo steccare la partita secca, sentiremo una narrativa che non c'è tutta questa distanza tra il Milan e il Napoli, tra l'Inter e il Napoli, anche perché l'Inter, i bastoni tra le ruote, è riuscita a mettercela nella partita secca. Poi si vede la superiorità sul lungo del Napoli, perché io poi vi dico sempre che sui campionati è importante battere le piccole e poi negli scontri diretti fare il possibile. Il Napoli ha creato questo campionato, questo ottimo score con ottimi scontri diretti alla grande e non steccando con le piccole, cosa che invece hanno fatto le altre. Quindi sì, c'è questo pericolo narrativa nel caso in cui si dovesse steccare, però contemporaneamente, e vorrei dire, non diamoci per vinti, giochiamocela. Ecco, giochiamocele. Questa è una di quelle cose che ho detto anche inizio campionato per quanto riguarda il campionato. Ho detto il Napoli ha il dovere di provarci fino in fondo, perché questo campionato ha un sapore diverso. Stanno succedendo delle cose importanti. Guardo le altre, guardo noi, mi convinco della nostra forza, mi convinco che le altre sono scivolose e quindi dico il Napoli ha il dovere di provarci. Anche qui, ripeto la stessa cosa, il Napoli ha il dovere di provarci, perché il Milan l'abbiamo battuto una volta, ricordiamo gli XG del Milan, meritava qualcosina in più, ma queste sono partite secche, dove però dobbiamo anche pensare e dobbiamo ragionare, conta la storia, conta l'esperienza, conta la forza politica e sotto questo punto di vista noi siamo i più giovani della cucciolata. Quando dico siamo i più giovani della cucciolata mi riferisco a una frase fatta che sto utilizzando per Kvara, not Q.
da tutto l'anno, è il più giovane della cucciolata e il più giovane della cucciolata sta facendo cose straordinarie, quindi anche il Napoli, pur essendo il più giovane della cucciolata, può fare cose straordinarie. Sono secche, il Milan ha vinto 7 Champions League, sono tantissime, il Napoli non è mai arrivato ai quarti, quindi l'esperienza si può pagare. Però questi sono pure i giovani terribili, sono i giovanotti terribili mentalizzati che non ci hanno dimostrato di essere fragili mentalmente quest'anno. Quindi giochiamocela. Probabilmente non sarà una partita bellissima, non saranno 2 partite bellissime, ci saremmo aspettati uno show se ci fosse stato il Manchester City dinanzi, una sfida importante tra Haaland e Kim, Haaland stretto tra Kim e Rachmani, vedere i nostri grandi attaccanti contro una difesa del Manchester City che comunque può prendere qualche gol, che però è una squadra dominante che ha il possesso palla, vedere i paragoni Kvara-Osimhen con Haaland e Foden e tutti quei giocatori che hanno, però Spalletti lo ha detto bene. Noi ci ripigliamo i complimenti di Guardiola e non c'è dubbio, ma la differenza in costruzione di questa squadra è evidente. E noi siamo la scheggia impazzita, ecco, dobbiamo essere la variabile impazzita che può dar fastidio a tutti, che non era, ma voi mi dovete far sapere nei commenti se hanno inquadrato i vari personaggi quando c'era il momento io non lo so, mi hanno detto che hanno mandato del Napoli Valle Fuoco, che è un segretario generale, se per il Milan c'era Baresi, Zanetti, mi dovete dire voi nei commenti perché non ho potuto vederlo, però sono emozionato, sono sorteggi che ti fanno, non so cosa dirvi veramente. Volevo evitare la partita brutta perché secondo me se il Milan ha guardato la Lazio, se ha guardato l'Inter, poi ci sono tante altre squadre che si sono chiuse e hanno comunque perso contro di noi, non c'è dubbio. L'Eintracht così aveva fatto l'andata e hanno perso lo stesso, quindi temo in una partita non spettacolare, temo in una partita italiana. Invece noi siamo in Europa, volevamo fare una bella partita europea con Real Madrid di Ancelotti, però poi i colpi dei campioni di quelli là che vanno oltre i top player ci potevano far male, e invece con il Milan ci sono dei giocatori che hanno dei colpi in canna sicuramente, però onestamente gli stessi giocatori e se non qualcosa in più ce l'ha il Napoli, quindi io non riesco a dire che siamo favoriti, perché il campionato è una cosa, il vantaggio sul lungo è una cosa e l'abbiamo dimostrato, la partita secca ne è un'altra, ci sono i colpi dei campioni e c'è lo stato di forma. Ecco perché la cosa più importante è questa qui, è il calendario, il quando affronti il Milan, in che periodo si trova, che Milan troveremo. Milan che anche lui in questo periodo dovrà affrontare il Lecce, il Bologna, insomma partite piccole dove possono fare gruppo e fare mentalità e fare morale. Giochiamocela, vediamo quello che succede. È bello vedere, in conclusione, che il mondo ha gli occhi puntati su di noi, che se vai a leggere i vari commenti, addirittura sono cambiate anche le quote. Sono cambiate le quote dopo questo sorteggio e il Napoli è data come seconda favorita dopo il Manchester City, ma si sono abbassate molto le quote perché poi essendoci Bayern City diventa difficile, una delle potenziali favorite se ne va, e quindi mamma mia, da New York Valerio Fluido è tutto. Pensiamo al campionato, pensiamo prima al Torino, poi dopo ci sarà la pausa e poi ci sarà l'aprile di fuoco, aprile dolce fuochile. Babbaro Karma. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.